Torniamo in diretta perché abbiamo ancora tante altre cose da farvi vedere. Subito dovremmo dare la linea alla nostra Rosalba Baldino tra un attimo, appena la vedo in bassa frequenza. Ci ha raggiunto. Ah, eccola, la vedo adesso Rosalba Baldino, quindi giriamo subito la linea a lei perché poi dovremmo avere anche un'intervista con Laura Ferrara, parlamentare del Movimento 5 Stelle. Rosalba, a te la linea. Sì, direttore, noi siamo dinanzi al comune di Rende con Francesco Tenuta dei socialisti. Tra l'altro ti devo dire che proprio pochi minuti fa qui pioveva con il sole in questa strana primavera e in questa giornata davvero molto molto movimentata. Con Francesco Tenuta stavamo commentando chiaramente questi primi dati che vanno consolidandosi, si va profilando insomma un ballottaggio. Erano un po' i risultati che voi aspettavate? Sì, erano i risultati che noi aspettavamo. Innanzitutto chiedo scusa al direttore perché avevo promesso che sarei andato in studio, ma poi per, come dire, andare a cercare un po' come si faceva una volta anche i voti presso i seggi, insomma non ho potuto mantenere la promessa e quindi gli chiedo scusa. Sì, era quello che ci aspettavamo, il risultato che ci aspettavamo, un ballottaggio che vedeva da una parte l'amministrazione uscente e dall'altra uno tra l'onorevole Sandro Principe e Mimmo Talarico. Se i dati rimangono questi, ma credo che se il trend è questo rimarrà, non potrà che il divario aumentare eventualmente tra il secondo e il terzo, si profilerà sicuramente questo ballottaggio tra il sindaco uscente e l'onorevole Principe. Per te, insomma, è la prima volta in un agone amministrativo e intanto com'è stata questa esperienza, che campagna elettorale è stata e poi perché i socialisti hanno deciso di correre da soli e non ad un centro-sinistra unito? Ma è stata soprattutto un'esperienza positiva, un'esperienza bella, un'esperienza positiva e da un punto di vista politico e da un punto di vista umano. Abbiamo formato una lista negli ultimi giorni, è una lista formata da giovani professionisti, uomini e donne, che devo dire la verità e li devo ringraziare, si sono sacrificati pur sapendo di non potercela fare in questa competizione elettorale, ma si sono sacrificati per un progetto, si sono sacrificati per un programma che noi socialisti avevamo a cuore e che volevamo portare e presentare nella città di Rende. Noi abbiamo nei 3 mesi, soprattutto dal mese di gennaio, tentato di costituire una coalizione di centrosinistra e avevamo richiamato tutti al rispetto, alla responsabilità che ci contraddistingueva. Abbiamo tentato in tutti i modi, abbiamo detto no ai personalismi, no agli egoismi, abbiamo tentato di fare questa coalizione di centrosinistra, eravamo d'accordo su tutti. Eravamo d'accordo sui programmi, eravamo d'accordo sui progetti, eravamo d'accordo sulle iniziative. Quando si è deciso poi di dover scegliere il candidato sindaco, qualcosa lì si è rotta, sono riemersi nuovamente i personalismi, sono riemersi nuovamente gli egoismi ed ecco che ci ritroviamo con 6 candidati a sindaco di centrosinistra. L'ultima domanda che le voglio fare è questa. L'esperienza delle amministrative, anche perché lei è molto giovane, apre strade oppure si chiude qui come esperienza politica? Assolutamente no, non si chiude qui. Noi ci siamo candidati per fare una battaglia politica in questo territorio, per dire che una nuova classe dirigente c'è. Abbiamo sentito in queste ore, in questi giorni, che dobbiamo lavorare per altri 5 anni per costituire un nuovo gruppo dirigente. Il gruppo dirigente c'è e noi ci siamo candidati anche per questo, per dire alla cittadinanza che una nuova classe dirigente c'è. E lo abbiamo fatto mettendoci la faccia, non nascondendoci dietro le liste civiche, ma con un riferimento partitico storico di questa città, con un riferimento partitico autenticamente socialista, autenticamente di sinistra, perché esiste ancora la sinistra e la destra. C'è qualcuno che dice che ormai è scomparso, sono scomparsi gli ideali, no, noi ci crediamo. E andremo avanti. Dopo il 26 maggio si costituirà una nuova sezione socialista sul territorio di Rende, andremo avanti col nostro programma, andremo avanti col nostro progetto perché ci crediamo e vogliamo dare davvero un futuro sereno a questa città.
Direttore, se tu non hai domande da studio, noi ti restituiamo la linea. Una domanda voglio fare. Si profila il ballottaggio, quindi il ruolo, mettiamo l'auricolare, ecco, intanto la saluto, si profila il ballottaggio. A questo punto che farete come socialisti? Noi tra domani e dopodomani certamente ci riuniremo col partito, con i 18 candidati consiglieri e decideremo innanzitutto se sederci attorno ad un tavolo con qualcuno dei candidati che andranno al ballottaggio, e se si deciderà in senso positivo valuteremo ovviamente i programmi e i progetti dei due candidati sindaci. Certamente noi non intreteggeremo di un millimetro rispetto alla nostra autonomia e rispetto alla nostra indipendenza, ma soprattutto non indietreggeremo di un millimetro rispetto al programma che abbiamo presentato alla cittadinanza, perché è un programma che abbiamo costruito nel corso del nostro tour socialista nella città di Rende. Abbiamo raccolto le idee, i suggerimenti e le proposte dei cittadini, e quelle idee, proposte e suggerimenti oggi fanno parte del nostro programma elettorale. Abbiamo fatto un patto, abbiamo stretto la mano ai cittadini di Rende, e quando stringiamo la mano, ecco, per noi vale più di un accordo scritto e sottoscritto. Bene, grazie Rosalba. Allora, tra un po' avrai nella tua postazione la deputata riconfermata in Europa, Laura Ferrara del Movimento 5 Stelle. Credo la regia ti abbia già dai avvisato. 5 Stelle, sì. Grazie, proseguiremo con il nostro giro. Grazie, Dopo. Rosalba, grazie. Torniamo in studio, ci ha raggiunto Raffaele Rio. Abbiamo una schermata che dobbiamo vedere, Francesco, quella demoscopica, questa è la schermata che ci ha inviato, quindi ce la spiega proprio Raffaele Rio. Eccola. Buonasera Tilio. Ecco, la possiamo vedere anche sullo schermo che sta alle spalle? Sì, ecco, perché sennò insomma, abbastanza composita, c'è questa comparazione tra centro-destra, centro-sinistra e Movimento 5 Stelle in relazione ai voti delle politiche dell'anno scorso, le europee di quest'anno, quindi e i voti più o meno. Prego. Beh, in vista ovviamente della prossima campagna elettorale, appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, diciamo, abbiamo voluto chiudere queste pillole elettorali con una previsione in qualche modo, anzi una fotografia delle coalizioni che saranno in campo. L'abbiamo fatto comparando i dati delle europee 2019 con quelle delle politiche 2018. È evidente dall'infografica che il centrodestra guadagna il 15,5% dei voti rispetto alle politiche, quindi fa un salto in avanti. Il Movimento 5 Stelle ovviamente ha una flessione importante che è legata appunto al risultato delle europee, e il centrosinistra cresce seppur in maniera meno significativa rispetto al centrodestra. Insomma, questo in qualche modo è evidente che non si tratta di sondaggi, non si tratta di proiezioni, non si tratta di previsioni, ma si tratta di una, diciamo, asettica somma aritmetica dei voti di possibili forze politiche che dovrebbero scendere in campo insieme per sostenere un candidato. Una cosa è certa, mi suggeriva, direttore, il cameraman Michele Cava, di guardare, e che se guardo l'infografica non posso guardare la videocamera, quindi devo, no. Sì, vabbè, devi guardare l'infografica. In qualche modo, da qualche parte devo guardare, non è che posso l'infografica. le cose. E quindi, la cosa più importante di questa infografica, secondo me, è che effettivamente il centrodestra compatto rappresenta un consistente investimento per chiunque decidesse nei prossimi mesi di misurarsi con la competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale. Questo è un po' il senso. Statisticamente ha sicuramente un'importanza, però abbiamo un esempio noi che invece distrugge questa statistica, perché per esempio alle europee scorse il 40% del PD poi è diventato
molto di meno alle parlamentari, quindi c'è di che tenere conto di questi dati, ma assolutamente anche no. sì, questo è hai ragione Francesco, questa non è altro che una fotografia asettica, fredda dell'attuale mercato del consenso elettorale in Calabria alla luce evidentemente delle elezioni europee rispetto a un altro voto di opinione che è stato quello delle politiche. Poi è chiaro che le elezioni regionali sono elezioni a sé, ma in questo momento la fotografia del mercato del partito è questo. Bene, quante ne avete fatto di queste? Continuerete a farne ancora nei prossimi giorni? Ci saranno elaborazioni continue? Ma noi contiamo, adesso io ne parlerò anche con i miei partner, però contiamo di seguire magari qualche ballottaggio. Beh, c'è il ballottaggio di Rende che mi sembra un ballottaggio da gustare, perché è sicuramente un ballottaggio tra due profili politici interessanti perché sono diametralmente opposti tra di loro anche come impostazione caratteriale, quindi secondo me da un punto di vista proprio della costruzione del marketing politico e dei contenuti della campagna elettorale, secondo me Rende sarà un interessante tormentone soprattutto per voi operatori della comunicazione. Noi come Domus Publica forse, ma questo lo decideremo nelle prossime ore, proveremo a capire se riusciamo a fare anche delle proiezioni. Ecco, siccome è quasi certo praticamente ormai che si va al ballottaggio a Rende, sarà interessante vedere cosa faranno poi gli elettori di Talarico, perché c'è un contrasto politico con Principe, ma uno dei sostenitori di Talarico è anche quel Tonino Gentile che invece nelle scorse elezioni sosteneva Manne e adesso non lo sostiene più. Che fine faranno? Come facciamo a leggere quest'ago della bilancia? Ma questa ancora non è, sono passaggi che devono essere consumati nella politica. Sì, certo, io posso soltanto, direttore, posso soltanto dire una cosa, che il ballottaggio è un'esperienza proprio ex novo, si riparte da 0 a 0. È un'altra elezione. È proprio un'altra elezione, per cui è difficile che i singoli candidati o diciamo opinion leader o grandi elettori possano in qualche modo spostare il voto. Io credo che addirittura il voto di opinione sarà anche più importante nel ballottaggio che rispetto al primo turno. Senti, dobbiamo andare rapidamente a Mendicino perché è stato riconfermato sindaco Antonio Palermo. Vediamo le immagini, c'è per noi Anna Franchino. Sì, Anna, la sfilata. Anna, che c'è la sfilata? Sì, direttore, stiamo cercando di raggiungere la sede del sindaco uscente nonché neoeletto Antonio Palermo. Ci sono i fuochi d'artificio, ve li stiamo mostrando in diretta, c'è un po' di traffico per raggiungere il neosindaco e fra poco ve lo faremo sentire proprio dalla voce in diretta. Intanto vi facciamo vedere queste immagini suggestive di traffico, di gente insomma festante e anche di fuochi d'artificio. Ecco, adesso la comitiva, il traffico si muove, quindi è difficile. Noi aspettiamo che tu possa raggiungere la sede della segreteria del riconfermato sindaco Antonio Palermo e poi ci sentiamo, va bene Anna? Appena hai notizie... Sì, ci risentiamo tra pochissimo. Bene, nel frattempo però la regia dovrebbe vedere se riusciamo a collegarci con Giuliano Rossano o con Vibbo per sapere se ci sono altre novità. Raffaele, voglio chiederti questo. Ecco, vedo già, abbiamo un collegamento, c'è da Corigliano Rossano, c'è Giuseppe Greco. Giuseppe, ti vedo e spero di sentirti altrettanto tra poco, altrettanto bene. Giuseppe. Per me invece è un piacere sentirti, direttore, ti sento bene. Allora, raccontaci qualcosa, dai. Allora, in questo momento ci troviamo nuovamente nella sede di Flavio Stasi, qui del partito. Come vedete alle mie spalle scorrono i dati, c'è tantissima gente qui sia all'interno che in esterna. Ricordo che prima abbiamo avuto il piacere di intervistarlo e lui ritornerà qui alle 19:30 per un appuntamento con noi dove sarà ai microfoni insieme a Gianluca Pasqua. Senti, in questo momento abbiamo un dato che è quello che ci segnano. Giuseppe, tu che vivi... 8.109
per Stasi, 6.151 per Graziano e 5.517 per Promenzio. Questo è un dato che hanno appena registrato qui nella sede. Senti Giuseppe, tu che vivi questa realtà di Corigliano Rossano, la vivi quotidianamente, avevi avuto sentore che potesse esserci questo scatto in avanti di Stasi, di Flavio Stasi? Onestamente, parlando con i giovani, spesso ci è capitato di sentire il nome di Flavio Stasi come un volto nuovo, come un volto pulito che potesse dare alla politica, comunque qui soprattutto per lo Ionio, una grande opportunità. Ricordiamo che Corigliano Rossano adesso diventa una città più grande di quella che finora sono state le due città separate. La terza città della Calabria. Mi auguro che comunque è la terza città della Calabria, esatto, ma sono sicuro che saprà essere gestita da anche un ragazzo giovane come Flavio Stasi, ne sono convinto anch'io. Bravo Giuseppe, allora io aspetto che tu possa Bisogna dare merito, ecco, bisogna dare anche un po' di input ai giovani. Giuseppe, io aspetto che tu possa avere da qui a poco qualcuno al tuo microfono, qualche sostenitore anche di Stasi, coloro i quali hanno lavorato nella segreteria, per sentire gli umori. E poi non so, ti chiedo un esercizio forse difficile, ma ci provo, se riesci a restituirmi invece la voce, l'immagine dell'altro candidato che si appresta a vivere il ballottaggio, Giuseppe Graziano. Vedi di riuscirci, insomma. Anzi, te lo dico meglio. Ci stiamo provando, stiamo cercando di rintracciarli, sia Graziano sia Promenzio. Più volte abbiamo provato di rintracciarli anche telefonicamente, ma è stato veramente difficile. Abbiamo, ripeto, alle 19:30 sta per raggiungerci qui Flavio Stasi. Se vogliamo sentire qualcuno dei sostenitori, io sono nella sede, se vuoi mi sposto un attimo e provo a sentire qualcuno della segreteria di Stasi. Allora, torno a collegarmi con te tra poco, così nel frattempo tu raggiungi la postazione congeniale per l'intervista, va bene? Non mi sente più Giuseppe? Mi hai sentito Giuseppe? Ho detto raggiungi la postazione e poi ti richiameremo, va bene? Grazie, andiamo avanti, vediamo Vibo per favore, no, che c'è lì? Vedo... È ancora Corigliano. No, ancora Corigliano c'è in collegamento. Raffaele, voglio chiederti questo, i flussi spiegano tanto, no? Tu con la tua accorsata e stimatissima agenzia, anzi per me più che un'agenzia un centro studi, no? Di analisi, di elaborazione demoscopica, hai modo di confrontare spesso cifre che ballano da una parte all'altra, legate proprio alla politica. Ecco, questa elezione in termini di numeri, che cosa ti suggerisce? Ti suggerisce che siamo entrati in quello che qualcuno diceva, l'Italia voterà all'Europa e forse entrerà nella cosiddetta Terza Repubblica. Ritieni possibile questo passaggio? Ma questo non so risponderti a questo. Una cosa è certa, e hai centrato in qualche modo anche secondo me uno dei significati principali, prioritari di questa campagna elettorale e di questo risultato. Secondo me la parte più consistente dell'elettorato italiano oggi è molto fluttuante, perché si sposta all'interno, non più all'interno di un'area di orientamento politico, ma si sposta con molta rapidità e frequentemente anche su orientamenti e da punti di vista diversi, per cui si sposta da un partito all'altro, ma senza, diciamo, pruderie, senza tabù. Lo fa perché è diventata centrale fortemente la matrice individualista ancora della politica, per cui quando si diceva che il berlusconismo è tramontato, secondo me non è così, perché ci sono dei personaggi, delle figure
mentre vediamo, questa sarà la festa Questo è di Mendicino. Mendicino. No, Roseto Capospulico. Ah, Roseto Capospulico. Arrivano immagini dappertutto. Quindi sta prevalendo fortemente anche la componente individualista. L'elettorato fluttuante c'è, però c'è da tenere presente una cosa, che i partiti tradizionali, come per esempio il Partito Democratico, anche quando perdono consenso, è successo nel 2018 alle politiche, però mantengono uno zoccolo duro importante, mentre diciamo che per altri profili di partiti e soggetti politici questo non accade, per cui tu ti trovi, non so, con un 5 Stelle che non ha un radicamento di tradizione ma di idee, che può passare dal 32 al 17 nell'arco di 12 mesi. E questo secondo me è una caratteristica che non va sottovalutata, direttore, perché va tenuta in debita considerazione anche per i prossimi appuntamenti elettorali. Sì, infatti mentre parlavo ero distratto perché potete darci davvero complimenti, perché state facendo vivere proprio le campagne elettorali e la politica nelle strade. Davvero complimenti a tutto il tuo gruppo. Questo è Roseto Capospulico, la riconferma del sindaco, guardate quanta gente che c'è, quanta allegria c'è, quanta partecipazione. La politica è bella quando c'è partecipazione. Chi ha vinto a Roseto Capospulico? È stata riconfermata Rosanna Mazzia, no? Rosanna Mazzia. Sì. Sarebbe lei, no? Sì, è lei, eccola lì, mentre riceve l'abbraccio dei suoi concittadini. Poi trovo molta partecipazione. Mi ricordo le precedenti erano un po' più, sarà fredde, la mia sensazione. Un po' fredde. Un po' più fredde, No, adesso ma vedo molta nei partecipazione. piccoli centri della politica è meravigliosa perché sì, poi, sai, divide però poi unisce nello stesso tempo. Siete anche bravi voi a cogliere i momenti più importanti, più emozionanti, partecipativi. Però secondo me io ho riscoperto molta più Questa è un'immagine presenza. di Francesco Jacopo, vero? Esatto. Il grande Francesco Jacopo ha fatto queste immagini che ci restituisce questa folla, questo momento di gioia di Roseto Capospulico. Appena siamo pronti facciamo il parallelo e vediamo, ecco il mazzo di fiori consegnato a Rosanna Mazzia. Per quanto? San Benedetto-Ullano 70%. Eccolo qui. Guardate. Tra l'altro non vorrei immagini. sbagliare, ma ci sono diversi sindaci riconfermati, o sbaglio? Sì, molti sindaci. Ecco, anche questa secondo me è non dico una novità assoluta, però il fatto che siano stati confermati molti sindaci certifica due cose secondo me, che in un momento in cui ancora c'è sfiducia nei confronti della politica, il sindaco viene visto ancora come diciamo un soggetto politico, un personaggio politico di riferimento, diciamo il primo anello di una catena anche di esigenze, di fabbisogni della popolazione. E la seconda, insomma, la voglia e la capacità di essere riusciti a riconfermare e a comunicare un messaggio di buon governo. Ecco, questo secondo me è importante. Nel frattempo Francesco trova altri nomi di sindaci, Belvedere Marittimo e gli altri comuni interessati. Intanto torniamo a collegarci, vedo Giuseppe che fuori, cioè praticamente ha guadagnato l'uscita, forse vediamo meglio, c'è più respiro, la sede della segreteria di Flavio Stasi. È così, vero Giuseppe? Dice bene direttore, infatti c'è un respiro fuori altrettanto positivo e ho fermato proprio in questo momento Anna Maria e Luigi che sono due membri della segreteria politica di Flavio Stasi. Anna Maria, mi riconfermi i numeri che ho dato prima? Sì, assolutamente sì, si stanno spostando man mano che arrivano i voti dai vari seggi, ma si spostano di poco. Quindi siamo nettamente in testa, sicuramente al ballottaggio, è un ottimo risultato, anche perché, ci tengo a sottolinearlo, soprattutto a Corigliano, questo dimostra che la fiducia nel candidato Stasi, nativo di Rossano, è stata veramente entusiasmante.
e che dire, supera il pregiudizio che c'è sempre stato, quindi l'abbiamo veramente toccato con mano, il progetto di fusione Corigliano-Rossano è pienamente riuscito. Luigi, ti aspettavi questo risultato, questo andamento, insomma, che aria si sta respirando in questa campagna elettorale? Allora, sicuramente non mi aspettavo un risultato così positivo. Io sono prudente per natura, quindi voglio vedere i numeri finali, ma sicuramente sono estremamente contento e soddisfatto dei numeri che finora sono stati dati qui in sezione e che lasciano intendere che ce la possiamo fare tranquillamente ad andare al ballottaggio, anzi lo direi per quasi sicuro. E la campagna elettorale io l'ho vissuta con grandissimo entusiasmo, non ho fatto politica nella mia vita precedente, faccio l'imprenditore, quindi ho sentito proprio entusiasmo e cuore da parte di tutti i candidati che fanno parte delle liste civiche che hanno appoggiato Stasi in questa avventura. Cosa cambierebbe lei per questa città unica? Ma sicuramente bisogna lavorare sull'aggregazione di questi due paesi che tradizionalmente, pur essendo vicini, hanno avuto storie diverse e quindi ci vuole un'aggregazione proprio di anime. Certamente le infrastrutture sono fondamentali, bisogna completare opere che non sono state mai completate come la rete fognaria e questo Flavio l'ha detto durante tutta la sua campagna elettorale. E certamente riqualificare dal punto di vista urbanistico sia i centri storici ma comunque anche tutte le frazioni. Direttore, vi ricordo che alle 19:30 abbiamo appuntamento qui con Flavio Stasi, se per il momento è tutto vi restituisco la linea. Bene, grazie. Io adesso vado subito nel punto raccolta dati del Movimento 5 Stelle di Rende, dove vedo in compagnia di Rosalba Baldino la riconfermata Laura Ferrara, alla quale vanno i complimenti per il lavoro che ha fatto, per la straordinaria affermazione. Sì, direttore, intanto cominciamo con gli auguri a Laura Ferrara per questa riconferma all'Europarlamento. Insomma, tra l'altro un risultato, il suo, che, come dire, quasi contraddice il risultato a livello nazionale dei 5 Stelle. Sì, grazie. Beh, senz'altro una bella affermazione, un bel risultato a livello personale che chiaramente ci riempie d'orgoglio perché rappresenta insomma, un attestato di stima rispetto al lavoro svolto in questi 5 anni nel Parlamento europeo, quindi chiaramente siamo molto contenti e soddisfatti. Non posso dire altrettanto chiaramente per il dato a livello nazionale del Movimento 5 Stelle, ci aspettavamo molto di più, quindi sicuramente ecco, deve partire una riflessione interna importante per evitare di ricommettere gli errori del passato. Che cosa è successo? Perché si è rotto l'idillio secondo lei? Ma questo è da capire, questo sicuramente deve essere approfondito, difficile trovare un'unica ragione a giustificazione insomma, di questo risultato delle europee. Senz'altro credo che da quando si è andati al governo il Movimento 5 Stelle ha abbracciato comunque delle battaglie che richiedono del tempo, richiedono delle coperture finanziarie, richiedono del tempo fisiologico proprio per esplicare poi degli effetti, per avere poi dei risultati, mentre altrettanto non si può dire per la controparte del governo, comunque per la Lega, che ha abbracciato dall'inizio, dal 4 marzo, delle battaglie per così dire a costo zero, con dei risultati nell'immediato, senza la necessità di trovare coperture finanziarie, quindi ha potuto giovare ecco, dei risultati nell'immediatezza, proprio nel breve termine, che quindi poi evidentemente hanno portato anche ad avere ecco, un exploit anche al sud con dei buoni risultati. Evidentemente quando si va insomma, a distanza di un anno a raccogliere i frutti, se non c'è quel tempo necessario per vederne un po' gli effetti del lavoro, insomma si rischia di essere penalizzati. Rosalba? Quanto contano essere strutturati sul territorio?
Questo incide molto, tant'è che comunque già da tempo avevamo cominciato ad intraprendere un percorso di riorganizzazione interna, perché è importante essere strutturati sui territori, è importante essere presenti in maniera capillare e quindi ci vuole una riorganizzazione che possa garantire questo, altrimenti si rischia comunque un distacco tra i territori e quanto si riesce ad ottenere poi sul territorio e i dati a livello nazionale. Direttore, volevi fare delle domande? Sì, intanto saluto Laura Ferrara, mi fa piacere. Buonasera, direttore. La riconferma, do qualche numero ed è questo: ha preso 6 volte i voti della capolista del Movimento 5 Stelle, Maria Chiata Gemma, ottiene il doppio dei voti rispetto a Silvio Berlusconi, segno evidente che è riuscita, come dire, a creare un rapporto empatico con i suoi cittadini, con la Calabria, che l'ha riconfermata, mi pare, a furor di popolo, 42.037 voti, mi pare un bottino tutt'altro che trascurabile. Sì, senz'altro sono molto contenta. Ecco, in questo periodo di campagna elettorale più volte mi sono sentita dire che la riconferma era più difficile di una prima elezione, quindi chiaramente questo mi caricava di responsabilità perché, ripeto, questa elezione del 2019 era diversa, insomma, da quella di 5 anni fa. Dovevo comunque avere la prova di aver lavorato quantomeno bene, di essere stata, e che il lavoro, ecco, fosse stato apprezzato da parte dei cittadini calabresi in primis, considerato che comunque mi sono impegnata tantissimo soprattutto per la Calabria, per tutto il sud, ma in particolar modo per la Calabria, essendo stata in questi 5 anni l'unica europarlamentare calabrese tra tutti i partiti. E quindi il fatto di aver non solo riconfermato le preferenze ottenute in Calabria 5 anni fa, ma anche averle superate, insomma averle ampliate, ripeto, è un risultato che accogliamo con grandissima soddisfazione e che ci spinge chiaramente a continuare a lavorare con grande impegno, con grande determinazione per la Calabria, anche perché non vorrei sbagliarmi, ma ancora una volta mi ritroverò ad essere l'unica eurodeputata calabrese a Bruxelles. L'unica deputata calabrese a Bruxelles. Raffaele Rio vuole fare una domanda, prego. Va bene. Salve, buonasera. Innanzitutto auguri per la riconferma. Ieri si diceva che si è parlato poco di Europa in Calabria. Secondo me, direttore, Laura Ferrara è tra quei europarlamentari che, oltre ad essere giovane, è anche una studiosa dell'Europa, nel senso che ha avuto l'umiltà, secondo me, di apprendere i catastrofici e i complessi meccanismi dell'Europa e a trasformarli. E questo, secondo me, l'ha premiata. Volevo farle una domanda, se è possibile. Noi adesso andiamo verso la programmazione 21-27. Riesce in qualche modo, ovviamente non a darci una garanzia, ma a prometterci che per la nuova agenda, diciamo, dei fondi comunitari regionale non sarà imposta dall'alto, cioè che in qualche modo riusciamo a occuparci più di occupazione giovanile, disoccupazione giovanile, che di smart city, ancorché di agenda digitale. Cioè l'idea è creare, attraverso anche lei, che è l'unico europarlamentare che noi abbiamo, un ponte tra le istituzioni regionali e l'Unione Europea. Questo volevo chiedere, per evitare, perché credo sia tra l'altro l'ultimo treno dei 3 miliardi e mezzo. Grazie. Guardi, la ringrazio per questa domanda, perché è sicuramente una tematica sulla quale ho cercato di impegnarmi in questi anni e insomma, a cui tengo molto. Le opportunità che arrivano da Bruxelles, dall'Unione Europea, chiaramente devono essere sapute cogliere, ed è importante avere alla base una programmazione operativa regionale che sappia dove andare a
dove individuare quali sono gli obiettivi, le priorità per il nostro territorio, quindi dove andare a destinare i fondi che arrivano dall'Unione Europea. In questo il grosso spetterà alla Regione Calabria, quindi davvero da parte mia come europarlamentare massima disponibilità nell'interloquire, nel collaborare in maniera come dire, trasversale tra diverse istituzioni indipendentemente dalle appartenenze partitiche e politiche, perché la finalità principale e unica deve essere il bene del proprio territorio e quindi lo sviluppo territoriale, l'incremento della crescita sia economica sia occupazionale, che chiaramente vanno di pari passo, quindi senz'altro massima disponibilità nel collaborare. Mi auguro che insomma, possa trovare la stessa disponibilità da parte della Regione Calabria. Vedremo anche se avremo le prossime elezioni nell'autunno prossimo, oppure se il governatore Oliverio intende tirare avanti ancora qualche altro mese e quindi arrivare alla primavera dell'anno prossimo e insomma quindi cominciare anche la programmazione ancora con l'amministrazione governativa insomma, regionale targata Oliverio. Voglio fare l'ultima domanda a Laura Ferrara. Maria Chiata Gemma è una candidata capolista scelta da Di Maio. Laura Ferrara ha ottenuto la riconferma passando attraverso i passaggi soliti del Movimento 5 Stelle. Risulta essere la seconda più votata in Calabria dopo un certo Matteo Salvini. Matteo Salvini ha totalizzato 42.820, Laura Ferrara 42.037. Beh, questa forse la dice lunga sul lavoro che attende all'interno il Movimento 5 Stelle, perché non aver confermato il trend di crescita che ci stava nelle previsioni e che erano, come dire, nelle cose, nei fatti, almeno così ripeteva il vice premier, insomma si apre una discussione bella interna, molto forte, molto seria. Lo so che non può addentrarsi in un'analisi interna, non voglio creare problemi, però è un dato che va, secondo me, sottolineato. No, nessun problema, no, è senz'altro una discussione che con grande schiettezza bisogna, come dire, essere anche onesti, no? Con se stessi e con gli altri. È chiaro che ci sono delle cose che non funzionano, delle decisioni che non hanno ripagato e quindi senz'altro una discussione interna va intrapresa. Per quanto riguarda i capilista, insomma, ci sono state diverse discussioni anche al nostro interno, perché sostanzialmente noi da sempre abbiamo intrapreso delle scelte che arrivano dalla base, da parte degli iscritti, quindi c'è chi dà la propria disponibilità a candidarsi e poi c'è una votazione interna. Noi abbiamo superato 2 turni di votazioni interni, il primo su base regionale, il secondo su base circoscrizionale, quindi devo dire che diversi attivisti, comunque diversi cittadini iscritti e non sulla piattaforma Rousseau si aspettavano che poi la lista venisse come dire, lasciata così come emergeva dalle votazioni interne, con gli aggiustamenti del caso chiaramente richiesti dalla normativa nazionale per assicurare l'alternanza di genere tra i primi 2 nominativi, insomma l'alternanza di genere all'interno della lista stessa. La scelta dei capilista è stata una decisione presa da Luigi Di Maio, non so fino a che punto abbia pagato, devo dire, guardando nelle diverse circoscrizioni non mi sembra sia stata una scelta particolarmente vincente, in tutta onestà, ma non fosse altro che degli ottimi curricula, chiaramente delle ottime persone, però magari conosciute in una circoscrizione più piccola ma non in una circoscrizione grande come può essere quella delle europee. Nella circoscrizione sud 6 regioni, è chiaro che insomma diventa difficile essere, a meno che non sia un volto mediatico, ecco, diventa difficile essere conosciuti su un territorio così vasto e quindi questo poi emerge anche dai risultati, ripeto, che abbiamo un po' in tutte le circoscrizioni.
Quindi detto questo, sicuramente ecco, ci sono diversi aspetti da andare a rivedere, da andare ad esaminare, ripeto, proprio per evitare magari di ricommettere in futuro degli errori ecco, già fatti in passato. Bene, grazie allora Ferrara, in bocca al lupo, complimenti. Rosalba, prosegui il tuo viaggio. Noi ci spostiamo rapidamente, andiamo a Mendicino, poi Gianluca ci chiede la linea da Corigliano, dobbiamo essere veloci. Mendicino c'è il rieletto sindaco, riconfermato sindaco Antonio Palermo, e con Anna Franchino. Anna. Sì, direttore, siamo proprio qui con il neosindaco Antonio Palermo. Possiamo dire che Mendicino avrà un Palermo bis. Vero, Sì. Grazie direttore, saluti. È stata dura, è stata difficile. Continua questa attività amministrativa di questi 5 anni, continuerà anche nei prossimi anni. Grazie a tutti gli elettori che ancora una volta hanno creduto in noi, nel buon lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Siamo molto felici. Direttore, avete domande da studio? No, gli chiedo semplicemente, vedo molto, come dire, stanco, molto provato. È stata difficile questa volta, più difficile della prima elezione? È stata una campagna difficile, sì. No, più stanco e provato per il semplice fatto che abbiamo trovato ora davanti alla sede elettorale tantissimi cittadini che ci sono saltati addosso, quindi è stata un'altra bella cavalcata. La cosa che mi dà più orgoglio è che credo di essere il secondo, cioè di essere il primo sindaco nella storia di Mendicino a essere rieletto 2 volte con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, quindi sono molto contento di questa cosa qui e l'impegno di questi anni lo voglio portare avanti anche nei prossimi 5 anni per una città che deve continuare a cambiare come è avvenuto in questa consigliatura. Grazie, Sindaco, complimenti. Stasera si festeggia, però già domani si è già al lavoro. Sì, grazie, sì, da domani già al lavoro, da domani già operativi per fare le tante cose che abbiamo lasciato in sospeso un mese fa. Anna, ci fai vedere un po' della festa poi al prossimo collegamento? La linea. Ci fai vedere un po' di festa al prossimo collegamento? Sì. Grazie. Andiamo. Vi andiamo, direttore, salite a Mendicino alla festa. Grazie. Andiamo rapidamente a Corigliano. No, che c'è? Maurizio Bonanno che mi deve raccontare praticamente dell'avvenuta elezione al primo turno. Vibo avrà per la prima volta un sindaco donna, è così? È molto probabile ormai, perché abbiamo una seconda proiezione che vediamo subito, che porta Maria Limardo al 62,2%, con il 28% circa di Stefano Luciano, mentre Domenico Santoro, che è qui al mio fianco, il candidato della lista del Movimento 5 Stelle, è al 10,5% esattamente, intorno all'1% invece Francesco Belsito. Domenico Santoro è qui al mio fianco e con lui volevo commentare proprio questo risultato, che comunque per i 5 Stelle è un risultato importante. Sì, è un risultato importante. Entriamo per la prima volta in Consiglio Comunale a Vibo per portare quello che dicevo sempre, la competenza e la trasparenza. Forse entriamo addirittura con 3 persone e quindi tutto sommato siamo il primo comune nella Calabria che i 5 Stelle hanno 3 candidati, hanno 3 consiglieri nel Consiglio Comunale. Il dato di lista diventa un dato importante anche per una sorta di leadership dell'opposizione? Sì, ma ancora non abbiamo i numeri della lista, ma io sono contento di aver portato col mio nome i 5 Stelle a questo risultato, perché con una sola lista, io lo dico sempre, è come aver fatto una partita con 16 giocatori, io ne avevo uno solo, è veramente difficile prendere il pallone con uno solo.
Ricordiamo che Limardo era con 8 liste, Luciano con 6, 5 Stelle è una scelta politica, quella di presentarsi con una sola lista, che a quel punto si prende come risultato così com'è. Sì, certo, ma noi non avevamo paura di questo, sapevamo che cosa andavamo incontro, nonostante quello che si fa in campagna elettorale. Noi andremo in Consiglio, non faremo una opposizione ostracista, anzi faremo un'operazione costruttiva, perché la città ha bisogno di avere un'opposizione costruttiva. Grazie a Domenico Santoro, che è il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. Io ribadisco la nuova proiezione che ridimensiona un attimo. Limardo per ora tiene sempre sopra il 60%, 62,1 e il 28,3 per Stefano Luciano. Questa è la forbice che esiste. In terza posizione, come dicevamo, il candidato 5 Stelle che supera il 10% e per un esordio che potrebbe portare, come diceva giustamente Domenico Santoro, 3 consiglieri grillini, vi posso chiamare così, grillini, a Palazzo Luigi Razza, diventa comunque un dato importante storicamente anche per Vibo Valentia. Attendiamo ovviamente i risultati definitivi, siamo ancora con le proiezioni e questo vi possiamo riferire. Bene, vai a caccia, continua la tua caccia. Maurizio, continua la tua caccia, intanto noi aspettiamo che raggiunga la sua segreteria il candidato al sindaco attualmente avanti nei voti, Flavio Stasi, parliamo di Corigliano Rossano. Appena ci sarà dato l'ok dalla regia, vediamo un po' di persone intorno alla sede, noi abbiamo adesso il neoeletto sindaco Francesco di Rocca Imperiale, no? Non so se è già pronta, sì, dovrebbe essere già pronta l'intervista realizzata da Franca Chiarelli con le immagini di Francesco Jacopo, realizzata un minuto fa, quindi il tempo di trasferircela, quindi vediamo Giuseppe Ranù che naturalmente è festeggiato e ritorna sindaco, resta sindaco di Rocca Imperiale. Per intanto questa affermazione parte da lontano da un grande lavoro che abbiamo fatto nel corso di questi 5 anni e soprattutto dalla capacità che abbiamo avuto di mettere in campo principi di trasparenza e di legalità. Allo stesso tempo questa è una festa popolare, noi siamo stati un'amministrazione che non ha fatto patti con nessuno, ma ha semplicemente sposato il progetto della gente. Tra le tante cose che faremo noi inizieremo una grande battaglia per l'acqua e per gli agricoltori che ne hanno ovviamente necessità e bisogno, perché non possiamo assolutamente sottostare ai ricatti di nessuno, la mia gente mi ha scelto anche per questo. Iniziamo da lì e poi dal waterfront e tutto il resto, per come abbiamo detto. Non si può dire nemmeno Rocca riparte, Rocca continua la corsa. Rocca continua a cambiare. Imperiale, intanto vi do un altro po' di sindaci che intanto stiamo acquisendo. Ad Altomonte ritorna sindaco Gianpietro Coppola che fugge a sindaco qualche anno addietro, a Bocchigliero Alfonso Benevento, a Prigliano Alessandro Porco, a Rose Roberto Barbieri, a San Donato di Ninea resta Jim Di Giorno, a San Pietro in Guarano Mario Veltri, a San Benedetto Ullano Rosaria Amalia Capparelli, un altro Capparelli, Gennaro Capparelli invece ad Acqua Formosa, poi fuori dalla provincia di Cosenza, a Miglierina, Pietro Iram Guzzi che era già sindaco, a Castelsilano Pietro Durante, a Pianopoli Valentina Cuda che è sorella del finora sindaco. La situazione a Montalto invece la guardiamo grazie a quicosenza.it e c'è ancora questo enigma, insomma, perché Caracciolo sfiora il 49% in questo momento, ma siamo a metà dello scrutinio, quindi ancora c'è la possibilità che non si vada al ballottaggio tra Caracciolo e Gravina, quindi staremo a vedere. E entrambi per motivi opposti, naturalmente Gravina e Caracciolo sono con il fiato sospeso in questo momento. Mi date le immagini che arrivano, che io vedo in bassa frequenza, che arrivano da Corigliano Rossano, qui siamo nella sede del candidato a sindaco. Sì, siamo su Corigliano Rossano. Ecco, Gianluca, sì, io ti vedo e ti sento benissimo. Raccontaci qualcosa. Ciao direttore. Sì, sta arrivando il candidato Flavio Stasi, è proprio vicinissimo alla sede della sua segreteria. Intanto arrivano dati che si riferiscono a tante sezioni scrutinate, sempre parzialmente, sono 8.930 i voti per Stasi, quindi
41,4, percentuale che si è stabilizzata da subito nel pomeriggio contro il 31% di Graziano, il 27% di Promenzio, 6.781 voti e 6.016 voti. Siamo qua in attesa perché c'è tantissima gente che aspetta il candidato Stasi, vuole abbracciarlo subito. È stata raccomandata massima cautela pure nell'accoglienza, nel senso che non si vuole festeggiare perché ancora non si è vinto nulla, questo dicono nella segreteria. Aspettiamo i dati ufficiali, si è pronti naturalmente alla battaglia per il ballottaggio. Vi anticipo quella che è una lettura che stanno facendo qui nelle segreterie, nelle strade, nelle piazze di Corigliano. Stasi, se vincerà, se andrà al ballottaggio con uno scarto di 10 punti di percentuali, sarà per quello che ha raccolto qui a Corigliano. Lui, rossanese, si aspettava un risultato importante a Rossano, ma non ci si poteva aspettare un risultato così clamoroso a Corigliano, dove avrebbe dovuto essere più votato Promenzio. Ecco i clacson, hai voglia di dire non scaldiamoci, c'è l'applauso perché sta arrivando Flavio Stasi, che noi abbiamo ascoltato già alle 14. Lasciamo un po' le immagini alla festa, agli abbracci, ai baci dei candidati, dei componenti della segreteria. Ancora non abbiamo vinto, Ancora dobbiamo aspettare i dati definitivi e poi c'è da lavorare solo per il ballottaggio. Ancora quelli come noi, la strada è sempre in salita, ma non ci spaventa. Però è chiaro che questo risultato, alle 14:05 lei diceva gli exit poll non ci credo, specialmente se sono positivi. Questa volta gli exit poll hanno avuto ragione. Sì, adesso abbiamo schede scrutinate per cui ci sono dei dati concreti e il trend comunque è molto positivo, la forbice rischia di allargarsi e questo chiaramente ci dà grande soddisfazione. Però dobbiamo stare sempre attenti, noi dobbiamo essere sobri, pensare a continuare a lavorare nei seggi perché è anche importante il nostro lavoro nei seggi. Certo c'è grande felicità soprattutto perché la gente ha dimostrato di poter votare una classe dirigente nuova, slegata da legami del passato, slegata da apparati, una classe dirigente che ha voglia di cambiare il modo di vedere la pubblica amministrazione in questa città e questo è il segnale più bello per la nuova città di Corigliano Rossano. Dicevo prima, quando ancora stava arrivando, che probabilmente il risultato così importante l'ho avuto grazie proprio a Corigliano, perché a Rossano Stasi poteva aspettarsi un risultato importante, positivo. Qui si giocava la partita per tutti e tre veramente i candidati. Era più facile per voi vincere a Rossano, meno qui, e lei lo ha fatto, o meglio lo sta facendo? Ma a chi mi diceva che Corigliano non avrebbe risposto, io ho sempre detto che la gente di Corigliano ha la stessa voglia di cambiamento, gli stessi bisogni e la stessa disillusione anche della politica che hanno tutti i cittadini della Calabria. Per cui il nostro compito non era quello di tirare la gente di Rossano o la gente di Corigliano, ma di tirare la gente a votare, la gente disillusa, la gente che non aveva più speranza di poter scegliere una classe dirigente diversa, ed è quello al quale abbiamo lavorato in queste settimane e come io onestamente pensavo, la gente di Corigliano ha dimostrato che c'ha tutta la voglia di cambiare, che c'ha tutto il resto della gente e che ha voglia anche di decidere liberamente il proprio sindaco, la propria giunta e il proprio governo. Adesso c'è solo da aspettare, almeno se continuerà questo trend, e capire chi sarà il suo avversario al ballottaggio, perché ancora c'è una possibilità che se la giochino i due altri candidati. Sì, noi attendiamo serenamente questo tipo di risultato, l'importante è aver dato speranza alla gente, l'importante è aver dato un segnale alla Calabria che a Corigliano Rossano c'è una classe dirigente nuova, diversa, che ha voglia di governare questo territorio e di risollevarlo dalle difficoltà in cui purtroppo ce l'hanno lasciato. I nostri avversari giustamente continueranno a contendersi voto su voto il loro secondo posto, ma noi aspettiamo questo tipo di disputa in maniera molto serena, perché abbiamo la nostra idea di città, abbiamo la nostra idea di classe dirigente, abbiamo la nostra idea di pubblica amministrazione ed è con quella che noi combatteremo anche al ballottaggio. 41.000 elettori sono recati alle urne fra Corigliano e Rossano, un dato abbastanza importante. C'è da convincerli a tornare poi al ballottaggio e soprattutto da convincere chi ha votato per il terzo a scegliere Stasi.
Noi abbiamo intenzione di parlare con tutta la gente, anche con quelli che avranno votato il secondo. Non ci poniamo limiti da questo punto di vista. Noi dobbiamo proporre a tutta la città, a tutta la comunità, a tutto il territorio la nostra idea di città ed è su quello che dobbiamo basare anche la nostra battaglia al ballottaggio. E sono convinto che la gente che ha deciso di darci fiducia in questo caso, cioè al primo turno, ritornerà felice, ancora più motivata, ancora più vogliosa all'urne a darci il suo consenso. Direttore, c'è qualche domanda da studio? Sì, voglio fare una domanda a Flavio Stasi, che io ebbi modo di conoscere in un confronto tra candidati allora sindaco di Rossano un po' di anni fa. Voglio chiedere chi è l'elettore che ha votato Stasi? Dov'è che ha pescato? Quale come dire, pezzi di città ha intercettato? Allora, intanto il direttore la saluta, vi siete conosciuti in un confronto quando era candidato a sindaco a Rossano in quel caso. Le chiede qual è l'elettore tipo di Flavio Stasi, quale pezzo delle città ha intercettato, a quale persone si è rivolto? Adesso già a tutti, ma chi ha risposto alla sua chiamata secondo lei? Ma la cosa bella è che io penso che siano arrivati voti da persone di ogni tipo di formazione, ogni tipo di provenienza politica, culturale, ogni tipo di ceto sociale, perché abbiamo trovato, tra virgolette, le porte aperte in ogni rione, in ogni contrada. Una cosa è certa, e questo mi rende molto orgoglioso: ci sono giovani che studiano fuori, che si sono fatti 5, 6, 10 ore di viaggio solo per venire a votare. Ci sono persone che sono venute un'ora per votare e sono ripartite perché magari dovevano lavorare fuori, eccetera, eccetera, per lo più giovani. E questi poi hanno tirato, secondo me, in maniera, con l'entusiasmo, con la voglia, anche un pezzo dei propri familiari. E questo mi rende molto, molto orgoglioso, perché noi è su quelli che dobbiamo puntare. Dobbiamo puntare a non farli tornare solo per votare, ma anche per vivere qui. Altre domande, direttore? Niente, vedremo poi più tardi quale sarà il dato definitivo. Forse un'altra domanda. Aspettiamo il dato definitivo, poi ci vediamo in studio, magari a Rossano l'aspettiamo. Ok, grazie per il talk show. Grazie. Questo è il candidato a sindaco in testa alle elezioni adesso di Conigliano Rossano. Tra un po' dovremmo avere Montalto Ufugo e forse, se Rosalba riesce a raggiungere anche la segreteria di Sandro Principe. Abbiamo i dati di Rende, ti ho mandato i dati di Rende, riusciamo ad averli? Ancora un attimo solo. Raffaele Dio, c'è la partecipazione, le amministrative sono belle per questo, perché un'intera comunità si spende, si attrezza, sostiene, incoraggia, progetta insieme o attorno ad una idea di politica, ad un'idea di amministrazione, perché qui, al di là delle bandiere, al di là delle appartenenze nelle amministrative, è l'uomo che o intercetta consensi oppure non si va da nessuna parte, al di là dell'appartenenza politica, no? Sì, ma tra l'altro credo sia un compito anche difficile per i sindaci, anche per i candidati a sindaco, soprattutto coloro che sono uscenti, per due ragioni. Una, perché le risorse, diciamo, di cui dispongono i comuni sono sempre più scarse, per cui in realtà fare il sindaco è una situazione molto complessa. E a questo bisogna aggiungere un aggravante, che siccome ci sono alcuni indicatori, diciamo, macroeconomici che in qualche modo alimentano il disagio economico familiare, questo, come dire, rende ancora più complicato, più delicato il ruolo del sindaco. Va detto anche un'altra cosa, che loro vengono caricati di responsabilità, lo diceva bene il sindaco, il giovane candidato di Rossano Corigliano, hanno una grande responsabilità, cioè quella di dover in qualche modo di essere considerati dai cittadini, almeno dai nostri dati. Noi monitoriamo la fiducia nelle istituzioni ogni anno. Il sindaco tra le istituzioni locali, penso alla regione,
anche alla provincia, anche se la provincia ha perso tutta una serie di poteri, ai comuni e quant'altro, però la fiducia nei confronti dei sindaci, degli amministratori comunali è sempre più alta rispetto a tutte le altre istituzioni del territorio che noi monitoriamo. Quindi questo deve essere un elemento importante. Non trascuriamo il disagio economico rispetto alla loro condizione e alla loro operatività quotidiana. Ti do un dato, direttore. Nel 2018 poco meno di 2 milioni di famiglie italiane hanno rinunciato a curarsi per mancanza di risorse economiche, di soldi. E la Calabria in questo rappresenta la regione col più alto tasso di sofferenza. Terribile questo dato. Punto di vista. Conoscevo. E quindi è chiaro che i sindaci rispetto a queste cose sono il front office, no? Esatto, sono proprio sono un front office, hai detto bene, proprio un front office. Delicatissimo perché le situazioni sono tra le più disparate possibili, per cui un sindaco, anche se io penso che la nuova figura del sindaco, questa però è una mia idea, torna un po' su un concetto, deve essere un politecnico, cioè una persona che va molto a Bruxelles, va molto a Strasburgo, va molto a Catanzaro, perché Catanzaro è la sede della regione, Bruxelles è la sede della Commissione. Bisogna andare in questi centri perché in questi centri si organizzano le risorse economiche che poi impattano sui comuni. Per cui io credo che un sindaco debba passare molto tempo a frequentare, diciamo, queste istituzioni. Il sindaco tradizionale, direttore, che si ferma a parlare con i cittadini, io credo che soprattutto nella prima fase di sindacatura debba essere messo da parte. Il sindaco deve lavorare possibilmente fuori dal suo comune per intercettare risorse economiche, riportarle all'interno del suo comune e creare sviluppo. Ma deve anche ascoltare i cittadini. E deve per ascoltare. Chiaramente deve andare in queste istituzioni dopo aver ascoltato. Non può chiudersi. Guarda questa immagine: il sindaco, la moglie, il figlio, i sostenitori, le bandiere. Ci restituiscono un'immagine umana della politica, no? Un'immagine umana della politica. E la partecipazione dal basso, quella che spesso i politici dimenticano, cioè poi la politica è anche questa, e soprattutto questa, dovrebbe essere. E devo dire che ci vuole coraggio nel fare i sindaci oggi, Beh, certo, perché non ci sono risorse, non ci sono possibilità, la gente viene a chiedere al sindaco più svariati bisogni, no? Che sono quelli, come dicevi tu prima, della sanità, sono quelli del lavoro, sono quelli del welfare, sono quelli delle strade, della viabilità, sono quelli della vivibilità dei luoghi. C'è un coacervo di istanze che devono essere ben come dire, comprese e lì dove è possibile bisogna trovare delle soluzioni. La cosa importante, direttore, è che un sindaco, secondo il mio punto di vista, deve avere anche la capacità di costruire una squadra importante, perché a volte si ha la presunzione in buona fede di poter sapere di poter fare tutto. Il sindaco è una persona, è un umano, non è un extraterrestre, per cui è preso a volte dalle esigenze quotidiane, dalle richieste dei cittadini e spesso in alcune circostanze dimentica o non ha tempo di dedicarsi, per esempio, lo dicevi tu prima, ad intercettare risorse comunitarie, che sono importanti, che non sono soltanto quelle gestite dalla Regione Calabria, attenzione, o programmate e gestite dalla Regione Calabria, ma sono anche risorse comunitarie direttamente intercettabili fuori dai confini. Ho letto nei giorni scorsi l'esempio di un comune nel Casertano che ha saputo intercettare i fondi comunitari e ha cambiato il volto del paese, il sindaco. Sì, l'ho visto anch'io e quella è una certificazione, una testimonianza di come quel sindaco però, se ricordi bene anche il pezzo, delle cose, quel sindaco dedicava poco tempo nella prima fase ai cittadini, ma dopo averlo ascoltato girava tantissimo, perché il segreto in questo momento è quello, cioè devi fare l'account manager, diciamo, il commerciale della tua comunità. Devi vendere il prodotto del tuo comune. Assolutamente. E il prodotto del tuo comune spesso... E non è semplice. Non è semplice spesso perché... è la cultura, la tradizione, le peculiarità,
Ecco, queste vanno messe, vanno spese nei vari mercati, uso tra virgolette, i mercati, come dire, dell'attenzione, dell'interesse, del desiderabile, ecco, tutte queste cose qui che oggi assumono una grande rilevanza. Il sindaco non può essere più quello che magari sta attento se il marciapiede è un po' così, se c'è anche quello, però bisogna guardare oltre. Guarda quanta gente che sta lì a testimoniare. Che comune siamo a Rocca Imperiale, Rocca no? Imperiale. Siamo a Rocca Imperiale. Un fiume di gente. Francesco, mi fai vedere i dati di rende, per favore, un attimo? Sì, eccole questa foto dello schermo che sta, credo, nella sede. Vediamo, puoi allargare così riusciamo a vedere un attimo. Sì, massimo che possiamo fare. Allora ce le racconti tu, vai. E questo, insomma, si vede, insomma, Manna al 32,61, per Talarico 20,9, superato però da Principe con il 26,02, e quindi al momento ballottaggio possibile tra Manna e Principe. Poi ancora allargo un altro po', così cerchiamo di vedere anche gli altri dati. De Rose 8,22, Tursiprato 3,7, Miceli 4,42, poi Calfari, dico bene? 1,34, Tenuto 1,45 Cafiero, eccolo qua, Cafiero 1,04. Ecco, qui lo vedo male, insomma. Allora, poi voglio vedere queste immagini di Rocca Imperiale, perché sono belle, sono carine, questa partecipazione. Vedo Lo Salba in linea, c'è Sandro Principe con lei. Vai Lo Salba. Sì, direttore, l'onorevole Principe è appena arrivato in segreteria, qui c'è tanta gente, siamo quasi a metà dello spoglio, circa 10.000 le schede scrutinate, ormai insomma sembra la strada intrapresa quella del ballottaggio. Prima domanda, era quello che vi aspettavate? Ma considerato il tempo breve per fare campagna elettorale, io in queste settimane faccio sempre una battuta, che mi sono fatto da solo il pesce d'aprile, e quindi in così poco tempo fare le liste, la cosa più semplice è stato di fare il programma, perché quello in testa c'è da molto tempo. Naturalmente nei tempi così brevi molte visite sono sfuggite, incontri nei quartieri, qualcuno ci perde camminando, ma chi lo conosce molto bene è una realtà un po' complicata da contattare in modo scientifico. Allora, se consideriamo che altri candidati sono in vista da 3 o 4 anni, l'attuale sindaco è sindaco da 5 anni, e quindi diciamo la macchina burocratica ed amministrativa ce ne siamo accorti per la verità in questi 15 giorni, prima un po' di meno, è stata messa alla frusta, ha tentato di tappare qualche buco, e quindi noi che siamo arrivati in zona Cesarini senza alcun sostegno. Io non ho avuto sostegno né da partiti né da esponenti politici, consiglieri regionali, deputati. Se escludiamo Orlandino Greco, che pure è stato un sostegno appassionato ed importante a mio avviso, che è il leader di un movimento meridionalista, per il resto ci sono tutti questi ragazzi e queste ragazze intorno, per cui ritengo che il risultato sia eccezionale. Direttore, se tu hai delle domande... Sì, voglio fare una serie di domande a Sandro Principe. Intanto lo saluto. Buonasera Sandro Principe. Buonasera, dicevi prima che è stato non ti aspettavi questa soluzione decisa all'ultimo istante, quello di partecipare alla competizione elettorale. Da uomo politico esperto quale tu sei, hai naturalmente
capito benissimo che bisognava recuperare il tempo perso. Avresti avuto forse bisogno di qualche altro giorno, di qualche altro giorno in più? Ma certamente il mio inizio è stato un azzardo, ripeto, sul piedistallo dei miei candidati, che la maggior parte sono alla prima esperienza, quindi gente sincera che ha condiviso il progetto e che ha dato il massimo. Quindi noi avevamo due elementi: l'entusiasmo di questi meravigliosi candidati e la mia storia. Mi pare che non c'era altro. Naturalmente, quando queste due componenti, che non sono sorrette da quello che in Calabria, ahimè, ancora conta molto, e gli altri candidati, insomma, questa benzina l'avevano e ne avevano a sufficienza, mettendo in campo solo queste passioni, io penso che il risultato è eccezionale, anche perché non è che io sono come dire, un verginello nella politica di oggi, che la storia a volte viene, come dire, si cerca di buttarla da qualche parte, che non cito per educazione verso chi mi ascolta. E invece in questo caso la storia ha contato, cioè io sinceramente mi sento molto gratificato, sono contento, perché dopo tanti anni, dopo un'assenza dalla politica di almeno 5 anni, senza il sostegno di nessuno, anzi avendo tutti contro, insomma, fai tu 2 più 2 e vedi che cosa esce. Secondo me esce una bella cosa, insomma. Ma quella sinistra a cui tu hai dedicato gran parte della tua vita politica, dov'era? Non ti ha minimamente come dire, sostenuto, non ti ha incoraggiato, non ti ha invogliato a scendere in campo? Ma voglio dire, tu sei un osservatore e commentatore politico di livello, meriteresti Porta a Porta, perché questo signore di Porta a Porta invita sempre gli stessi giornalisti e non tiene conto che nelle cosiddette periferie c'è gente con gli attributi. E quindi, essendo un osservatore e un commentatore di qualità, sai che insomma la sinistra si è divisa in 1000 pezzi. Cioè, poi, diciamo la verità, forse io sono stato l'unico che ha avuto il coraggio di parlare di sinistra, perché in questo non condivido l'opinione del mio amico Orlandino. Per me sinistra e destra sono valori tuttora importanti e che rappresentano in politica un discrimine. Quindi io ho fatto, essendo libero mentalmente e culturalmente, non lo so se sono sembrato datato parlando di sinistra, chiamando i miei sostenitori amici e compagni, ma nel mio programma ci vedo una grande coerenza con gli ideali del socialismo umanitario, che ha sempre lottato per sostenere il merito e per essere, come dire, solidale con il bisogno. Senti, ma perché il tuo vecchio partito socialista, che ti ha visto, come dire, essere sempre in prima linea, perché ha scelto di presentarsi? Ma il vecchio Partito Socialista sono i Signorile, i Martelli, gli Zavettieri, i Tonino Mundo, e ne potrei citare altre centinaia. E questa gente, che sono vecchi compagni, mi è stata tutta vicino. Ma adesso comincia una nuova partita, una nuova elezione, voglio dire. A chi... Ma intanto chiudiamo questo primo passaggio in via definitiva, poi domani insieme, se vuoi, faremo qualche riflessione di più ampio respiro. Benissimo, allora la prendo come un impegno
prendo come un impegno di argomentare ci riposiamo un po' e sono a disposizione degli amici giornalisti, soprattutto di quelli che hanno cervello e cultura. Grazie a Sandro Principe. Rosalba, grazie a te. Che dirti, un lavoro egregio, sei riuscita a portare a termine tutta l'operazione di ancoraggio nelle varie aree della politica rendese impegnata in questa competizione elettorale. Salutiamo Sandro Principe e adesso dovrà naturalmente andare, i suoi sostenitori faranno una piccola disamina del voto, faranno una piccola riunione per capire i flussi, perché è importante capire i flussi, si fa così a bocce ferme e si cercherà di pensare al dopo, perché da domani è un altro giorno, comincia una nuova partita. Rosalba. Va bene direttore, allora noi tentiamo l'ultima diretta ed eventualmente ti chiediamo la linea, per il momento te la restituiamo però. Grazie, grazie. Noi a pubblicità, ci vediamo tra poco.